Bentrovati e grazie ancora una volta per averci scelto, per aver scelto il 10, il digitale terrestre che è il nostro canale. Questa è Ten ovviamente e proviamo a fare ed entrare nelle vostre case in punta di piedi dandovi 24 ore al giorno di informazione. Questo poi è l'appuntamento con il settimanale che prova a riavvolgere il nastro su quelli che sono stati gli argomenti trattati dalla nostra redazione giornalistica nell'arco dell'ultima settimana. Quindi 7 giorni esattamente a partire dal lunedì scorso che ci raccontano un po' quello che è accaduto nella nostra regione, ma con un'attenzione ovviamente con i riflessi che possono arrivare da quella che è una politica internazionale ma anche quella nazionale. E a proposito di questo, il giro di questa settimana partendo dall'internazionale dove la singolar tensione tra i candidati al nuovo ruolo di tycoon negli Stati Uniti e quindi Biden e ovviamente il presidente Trump non certo se ne sono mandati a dire, con un'aggressività particolare dal presidente che è ancora in carica nei confronti dell'avversario, però poi ovviamente abbiamo scoperto nel corso degli ultimi giorni che la positività del presidente Trump, della moglie, a causa poi di un contagio che è arrivato tramite una sua stretta collaboratrice, ha un po' sparigliato le carte in quelle che sarà il gioco di quelle che poi sono le ultime importanti audition e confronti per cercare di riconquistare il posto ovviamente di presidente, quindi della Casa Bianca, per arrivare poi in Italia dove comunque sia dal punto di vista della maggioranza, perché parliamo di quello che poi è all'interno del Movimento 5 Stelle che rappresenta un pezzo importante della maggioranza, si sta vivendo in questo periodo dove veramente la base, o quella che dovrebbe essere la base, fa mancare un po' in sostegno. Le polemiche continuano a montare all'interno di un partito che era partito, scusate il gioco di parole, per rivoluzionare il sistema politico italiano, ma che quanto pare insomma ha dei problemi abbastanza seri in questo momento. Una sinistra che è quasi evanescente, che cerca di riconquistare posizioni, e una destra che ha un po' forse il problema del troppo liderismo all'interno, con ciascuno che cerca di trovarsi uno spazio e quindi di provare a trainare l'intera fazione del centro-destra italiano, cose che poi si riflettono inevitabilmente su quelle che poi sono le regioni, perché sappiamo che questa domenica, mentre noi vi parliamo, è giornata di tornata elettorale dove si decideranno delle cose importanti anche per ciò che riguarda la nostra regione, perché ci sono città importanti proprio al ballottaggio. Partiamo dalla Sila e quindi San Giovanni in Fiore, un posto molto importante logisticamente e strategicamente per quello che riguarda il turismo montano, ma poi arriviamo nella bellissima, antica, ma anche disperata da un punto di vista socio-economico a Crotone, per non parlare poi della situazione della città metropolitana di Reggio Calabria. Chi arriverà in questi 3 posti avrà certamente un grande lavoro da fare e chiaramente noi, visto che ancora siamo in tempo per farlo, vi invitiamo tutti coloro i quali sono chiamati alle urne ad esercitare il proprio diritto di voto. Parleremo di tante altre cose, parleremo anche soprattutto di scuola, di Covid, ma anche una puntata per quello che riguarda la politica e le istituzioni. Intanto lanciamo i titoli di oggi. 7, nel numero di questa settimana. Scuola, riprese le lezioni in tutti gli istituti. Dirigenti scolastici soddisfatti. Covid-19, attenzione massima in Calabria, crescita stabile dei contagi. Mascherina obbligatoria in Calabria, ordinanza rispettata dai cittadini. Bufera sul vicepresidente della regione Spirli, dopo la sua partecipazione ad un convegno della Lega a Catania. Questi titoli quindi, e partiamo con un primo blocco di 2 servizi, proprio perché riavvolgendo il nastro, quando poi la vita nella nostra nazione si è interrotta a causa del diffondersi della pandemia, ha ovviamente vietato che le scuole, comunque i grandi posti per la fabbrica culturale necessaria nella nostra nazione, venissero chiusi. Quindi si riapre la scuola. Sentiamo. Buona scuola a tutti! Buona scuola a tutti! Augurio di un buon inizio oggi davvero per tutti parte dalle voci dei più piccoli. Secondo round di riapertura in Calabria, le lezioni sono riprese a Reggio, completato il rientro anche a Catanzaro. Alle 276 istituzioni scolastiche che avevano ripreso le lezioni lo scorso 24 settembre se ne sono aggiunte altre 73 in tutta la regione.
Primo giorno di scuola, in particolare per gli istituti di ogni ordine e grado di Reggio Calabria, dove a causa delle elezioni amministrative l'inizio era slittato ad oggi per decisione dell'amministrazione comunale, anche se c'è un nuovo stop lunedì e martedì prossimi per il turno di ballottaggio che riguarderà anche Crotone e le altre città della regione con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirommarina e Taurianova. A Catanzaro, dopo l'apertura parziale riservata alle classi delle sole scuole superiori, oggi le lezioni sono riprese regolarmente anche per gli allievi degli istituti comprensivi, elementari e medie e inferiore. Distanziamento, mascherine, igienizzazione delle mani, rimangono le parole d'ordine per garantire sicurezza a studenti e docenti. L'emozione l'ha fatta da padrona. Molto emozionata, soprattutto visto che i bambini tornano a scuola dopo tanti mesi di chiusura e quindi di pochi contatti sociali. Speriamo tutto bene, iniziamo con prudenza naturalmente perché ancora il virus è in circolo, però i bambini sono forti, sono capaci, quindi riusciranno a superare anche questa fase. Erano preoccupati, insomma, anche sull'utilizzo delle mascherine, se quelle proprio, quelle insomma, date dalla scuola, un po' di preoccupazione c'è. Avere varcato questi cancelli non solo per noi ma anche per altri bambini è la prima volta della scuola media, ma al di là di questo sicuramente lo stare insieme, la voglia dei ragazzi anche di studiare, di vedersi in faccia, insomma di frequentarsi non ha eguali. Una carezza con gli occhi, credo sia la più importante, lo sguardo prima di tutto, lo sguardo amorevole delle maestre e i bambini tanto legati ai loro docenti, tanto affetto traspare dai loro occhi. La campanella arrende, si è fatta attendere qualche giorno in più del previsto, ma stamattina finalmente docenti, collaboratori e studenti hanno potuto riprendere il proprio posto, con uno stato d'animo diverso e tante piccole e grandi novità. Questa è una fase particolare nella quale bisogna assolutamente essere rigidi sul discorso della sicurezza. È stata un'estate particolare, piena di incognite, dedicata allo studio delle migliori soluzioni per conciliare la necessaria prudenza con le esigenze didattiche. È stato fatto un grande lavoro organizzativo e quel patto territoriale di cui si parla tanto è stato anche mantenuto, in quanto il Comune con la scuola ha lavorato e sta lavorando ancora. Presso la scuola media dei Coubertin noi partiamo con i doppi turni che cercheremo di eliminare al più presto. È servita collaborazione tra enti ed istituti per adeguarsi al nuovo corso. Per qualcuno è stato necessario trovare spazi più ampi per favorire il distanziamento. La novità di quest'anno è aver spostato tutto il biennio, 540 studenti, presso la sede di Via Repeci che l'ente provincia ci ha consegnato proprio per fronteggiare questa situazione emergenziale che stiamo vivendo noi tutti. Sono stati mesi surreali e adesso l'emozione è forte, ma bisognerà impegnarsi per difendere la serenità riconquistata. Oggi il bilancio riguardo a come i ragazzi sono comportati è veramente positivo. Abbiamo organizzato entrate scaglionate e anche uscite scaglionate con percorsi ben definiti all'interno della struttura, informazioni dettagliate su come usare le mascherine, come disinfettare le mani. Siamo pronti. Le famiglie sono direttamente coinvolte e pronte a collaborare. Prudenza, lo dico anche da medico, ma la ripresa delle scuole è fondamentale. Non riparte l'Italia se non ripartono le scuole. Dopo un anno scolastico drammatico in cui più di 8 milioni di studenti sono stati costretti a restare a casa per oltre 3 mesi a causa della pandemia da coronavirus con una didattica a distanza, questa mattina anche gli studenti castrovillaresi sono ritornati fra i banchi. Siamo felici di questo ritorno e felici e consapevoli comunque del rischio, perché noi dobbiamo affrontare le nostre giornate, come abbiamo detto ai genitori, abbiamo detto ai ragazzi, con la consapevolezza che è importante avere i ragazzi a scuola il più possibile perché loro hanno bisogno di noi, ma anche noi ovviamente abbiamo bisogno di loro e la relazione educativa ha bisogno appunto di umanità e di vicinanza.
Quindi 3 e non 2 servizi in apertura relativi al mondo scuola, quindi chiedo scusa anche al mio regista Luca Chito che mi aveva già segnalato in scaletta che sarebbero stati 3 servizi, ma questa situazione ovviamente segue le riaperture del 24 perché sappiamo, si è votato, c'erano anche dei ritardi rispetto anche agli allestimenti, ai percorsi, alle misure di sicurezza ovviamente necessarie per evitare i contagi. E al momento sta funzionando, lo capiremo ancora più avanti perché il discorso e il ragionamento della scuola è un po' più complesso e daremo più ampio spazio in questo settimanale. Nel frattempo però c'è l'intuizione del Presidente della Regione che dice che scuola e Covid-19. Ci vuole un infermiere in ogni scuola della Calabria, nuove assunzioni quanto pare. La Regione autorizza le ASP ad assumere personale infermieristico per gli istituti scolastici. La governatrice Santelli sottolinea che la decisione è stata assunta per rafforzare l'offerta sanitaria territoriale a fronte della riapertura delle scuole e fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19. Ma come accoglie la notizia l'Ordine degli Infermieri? Accogliamo positivamente, anche perché da tempo che noi stiamo dicendo che la figura infermieristica negli istituti scolastici, a prescindere dal Covid, è un valore aggiunto. È vero, esiste già un decreto legge l'infermiere di famiglia e di comunità che andrebbe anche questo implementato ormai in Calabria. Sono delle risorse aggiuntive, a volte non si capisce perché si tende più a perderle che ad acquistarle. Siamo favorevoli, ringraziamo la Presidente Santelli perché finalmente qualcuno si è ricordato degli infermieri. Si è ricordato gli infermieri non come dotazione organica, non come numero, ma come professionisti autonomi all'interno degli istituti, ma non solo per l'emergenza Covid, perché gli infermieri sarebbero il trade union tra l'istituto, tra gli studenti, tra il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, quindi in un team multidisciplinare del quale oggi non si può più fare a meno. Resta da capire però come si intendono finanziare le oltre 400 assunzioni in Calabria. L'assunzione può essere fatta o tramite partita IVA, quindi come liberi professionisti, apro una parentesi, gli infermieri possono essere liberi professionisti come tutti i professionisti, o come co-co-co. Infermieri che poi andrebbero, come dire, indirizzati, stabilizzati per cercare di creare nuove opportunità di lavoro, come l'infermiere di famiglia e di comunità. Se vogliamo, l'infermiere scolastico potrebbe anche essere un infermiere di famiglia e di comunità, visto che poi la scuola è una comunità. Aggiungo che molti istituti sono in zone piuttosto lontane da quelli che sono i centri di assistenza, quindi dalle strutture assistenziali e di prestazione ambulatoriale, quindi potrebbe essere effettivamente un ulteriore valore aggiunto per tutte le tematiche che riguardano i giovani. E dunque, questa è l'intuizione che ha avuto il Presidente Santelli. Chiaro è che bisogna attendere e quindi capire burocraticamente, dal punto di vista anche legislativo, come fare, come procedere alle assunzioni di questo personale, se attraverso un bando, ma poi chiaramente, visto che il Presidente che abbiamo sentito degli ordini degli infermieri professionali ha detto che ci sono diverse strade, la partita IVA, il co-co-co, ed è chiaro che poi bisogna vedere poi chi sarà alla fine a pagare. Mi chiedo anche però, considerato che la sanità è commissariata e che la situazione negli ospedali calabresi non è al meglio, soprattutto perché mancano tantissimi medici, tanti reparti sono stati chiusi, alcuni sono a rischio chiusura, ma manca tantissimo personale, mancano tantissimi infermieri professionali, mancano tantissimi OSS e quindi probabilmente io mi concentrerei personalmente un po' più su questo tipo di situazione, ma ben venga il fatto che ogni scuola possa essere dotata di un infermiere. Parlando di Covid-19, torniamo a Cosenza perché nel liceo storico della città, il liceo Bernardino Telesio, c'è stato un caso di positività, 2 servizi per noi. L'allarme è scattato questa mattina quando si è appreso della positività al coronavirus di una studentessa del liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza. A 4 giorni dall'apertura, subito una prova concreta per l'istituto scolastico cosentino, costretto a fare i conti con il Covid-19 e ad applicare le procedure previste dai protocolli. Si tratta di una ragazza presente a scuola soltanto nella giornata inaugurale, che ha partecipato insieme alla sua classe alla cerimonia auditorium, per poi proseguire le lezioni con la didattica a distanza. Una circostanza fortunata che ha limitato ad un'ora circa dunque la convivenza
confidenza con compagni e docenti. La giovane si trova in isolamento, così come i compagni che già questa mattina sono stati sottoposti a tampone, insieme all'unica docente con la quale ha avuto contatti. Il dirigente del Teresio, Antonio Iaconianni, ha emesso un comunicato tranquillizzando famiglie e studenti. Sono state messe in atto le procedure previste in questi casi e seguiranno ulteriori comunicazioni. La giovane è stata sottoposta a tampone dopo che la madre, rientrata dall'estero e autodenunciatasi all'ASP, si è messa in quarantena e ha scoperto di essere positiva quando l'azienda sanitaria ha eseguito il test. La task force sta eseguendo controlli anche su alcune amiche della ragazza, non compagne di scuola, che l'avrebbero frequentata nel weekend appena trascorso. Tutti negativi i tamponi dei compagni di classe della giovane studentessa del liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza, risultata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi. Sono stati giorni di ansia e preoccupazione per le famiglie, ma il dirigente dell'istituto Iaconianni si è detto sereno. Sono sincero, no, non eravamo in ansia per una semplice ragione. Le misure di sicurezza all'interno dell'istituto erano state messe in campo tutte ed osservate con la massima scrupolosità da parte dei ragazzi. Quindi io ero sereno e sono ancora sereno per quello che è messo in campo nell'istituto. Poi va detto che la ragazza non è stata mai in copresenza all'interno delle aule, all'interno dell'istituto. Un sospiro di sollievo per tutti, ma fino al secondo tampone gli studenti resteranno in quarantena. Comunque la classe rimane in quarantena fino al secondo tampone, che probabilmente avverrà lunedì. Questo è per precauzione, per massima sicurezza, non vogliamo rischiare nulla. Il dirigente Iaconianni infine lancia un appello ai suoi studenti e ai giovani calabresi. Agli stessi ragazzi che qui al Telesio stanno osservando le misure in maniera eccezionale, lo devono fare fuori e lo devono fare anche a casa, e agli organi competenti maggiori controlli. Certo, perché chiaramente stare attenti a scuola e quindi utilizzare quelli che poi sono gli ausili come la mascherina, l'igienizzazione delle mani, e poi non farlo nel quotidiano, quindi quando si frequentano luoghi al di fuori della scuola, ci sembra un po' paradossale, per cui se va fatto, se questi accorgimenti vanno tenuti, visto che sappiamo che ancora il virus è in circolo, bisogna farlo continuamente. Quindi una buona parziale notizia. Intanto i primi tamponi hanno dato un esito negativo e si attende il secondo tampone, ma a quanto pare la situazione è sotto controllo. Invece guardiamo con altri due servizi quello che sta accadendo nel resto della nostra regione. È il comarca di Catanzaro in questo momento, il luogo sensibile della nostra regione. Il Covid è entrato nel mercato ortofrutticolo più grande della Calabria, costringendo il consorzio alla chiusura cautelativa e allo screening su chi lo ha frequentato negli ultimi giorni. Il numero dei contagiati dopo l'esame dei primi 100 tamponi su 200 circa effettuati è salito a 9 complessivamente. L'indagine epidemiologica ha rivelato anche che il virus ha colpito prevalentemente un box. I contagiati, infatti, lavorano per la stessa ditta che è di proprietà di un imprenditore contagiato insieme alla moglie. Il focolaio comarca potrebbe essere collegato a quello emerso in una palestra di Catanzaro Lido. La circostanza renderebbe più complicata la ricerca dei contatti. Intanto si lavora alla ricostruzione della catena di possibili contagi legata alla positività di un medico di base di San Marco Argentano. Al momento non è chiaro neanche come il medico si sia contagiato. Persona scrupolosa, non ha avuto particolari occasioni di contatto a rischio. La scoperta della positività è stata assolutamente casuale. Asintomatico, si è sottoposto a sierologico nel corso di una campagna di test avviata per tenere sotto controllo i docenti in una scuola dell'infanzia. Adesso saranno sottoposti al tampone anche i pazienti del medico. Calma piatta al liceo Telesio di Cosenza dopo i test effettuati nei giorni scorsi. Attenzione invece puntata in altre province. A Reggio Calabria, dove 2 scolaresche sono in quarantena, e a Vibo Valentia per la presenza di alunni positivi o contatti di positivi. 2 ragazze, figlie di un soggetto positivo, sono risultate anch'esse contagiate. Didattica a distanza e screening per le classi coinvolte. La questione migranti ad Amantea viene affrontata di petto, lo è stato già fatto nelle settimane scorse quando è stata gestita la questione del CAS di Firenze, il Ninfa Marina, dove sono stati divisi i soggetti positivi da quelli negativi e adesso insistono in quella struttura soltanto soggetti positivi e quarantenati, quindi non c'è più possibilità di estensione del contagio. Questa è una prima mossa che è stata di competenza sicuramente della prefettura che si occupa dei richiedenti asilo che sono all'interno di questa struttura. Per
Per quanto riguarda invece gli altri positivi che sono emersi durante i controlli effettuati sui contatti e quindi nelle aziende e in altre che erano invece residenti in strutture diverse, private, magari in situazioni di promiscuità, è stato necessario prevedere il trasferimento. Di questo argomento parliamo con il prefetto, che non ha però competenza proprio su questa situazione. Deve essere molto chiara la competenza della prefettura, cioè la prefettura e i prefetti hanno competenza sui migranti che sono collocati nei CAS, cioè nei centri di accoglienza straordinaria, i richiedenti asilo. Esiste la categoria dei migranti regolarmente residenti sul territorio comunale, che è di competenza del comune, dell'ASP e infine della Regione. La Regione ha bandito e quindi ha individuato delle strutture dove far effettuare la quarantena in piena sicurezza a coloro che comunque sono residenti sul territorio calabrese, ma per quei soggetti, diciamo, che non possono svolgere in sicurezza la quarantena nella propria abitazione. Fra questi ci sono i migranti, quelli che lavorano soprattutto nei campi, che purtroppo convivono in situazioni di promiscuità, in sovraffollamento, e questo è il problema di Amantea. Ora la Regione sta verificando l'idoneità delle strutture che hanno risposto a questo bando per poter consentire il trasferimento. Si tenga presente che queste strutture chiaramente debbono essere visionate e chiaramente verificate dalla Regione. I prefetti non hanno nessuna competenza sullo spostamento delle persone positive al centro delle città, come è stato detto, eccetera, eccetera, e questo ci tengo molto a dirlo. Teniamo presente anche che i CAS sono soggetti a prescrizioni sanitarie, a prescrizioni di vigilanza molto rigorose, che noi stiamo monitorando costantemente grazie anche all'ASP di Cosenza. Questo è molto importante, si faccia questa distinzione, perché questi migranti positivi che andranno nelle strutture individuate dalla Regione andranno lì perché altrimenti devono fare la quarantena in una situazione di promiscuità e quindi il contagio si propaga. Quindi il prefetto ha chiarito in maniera chiara, cristallina, la questione relativamente ai migranti, a chi decide dove gli stessi devono essere poi assegnati rispetto al luogo o meno. Chiaro è che ci vorrebbe dignità per tutti gli esseri umani e quindi pari dignità sia per i migranti che vanno tutelati, protetti ed aiutati, ma anche per le comunità, perché a volte, spesso, probabilmente con qualche leggerezza di troppo, vengono trovate delle situazioni che probabilmente non aiutano in casi del genere, come il diffondersi della pandemia, il contatto, lo stare insieme con la popolazione. Sappiamo bene che i calabresi sono una popolazione ovviamente accogliente e che quindi probabilmente se qualche urlo c'è stato è per la paura della diffusione del contagio, almeno questo è ciò che ci pare evidente dai servizi che abbiamo trattato. A proposito di Covid-19 sappiamo che negli ultimi giorni in tutta Italia, in tante regioni, c'è stato l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, quindi sono tornate le ordinanze. Anche in questo caso però la Regione Calabria, grazie alle ordinanze del Presidente Santelli, è arrivata prima. Mascherine per tutti all'aperto. Da 6 giorni in vigore l'ordinanza che impone l'uso della mascherina anche all'aperto per tutti i cittadini è osservata dalla maggior parte delle persone. Basta guardarsi un po' attorno per vedere che quasi tutti la indossano, più o meno correttamente. Uno scenario ben diverso rispetto a qualche settimana fa, quando erano davvero in pochi a coprirsi il volto per strada. L'ho sempre messa, sempre, queste sanitarie. Chirurgiche che sono più comode. Sì, ne ho forse 200 a casa. Anche prima dell'ordinanza. Quindi lei crede che sia uno strumento utile? Sì, abbastanza. Sì. E con la chirurgica diciamo è sopportabile la situazione? Sì, soprattutto ora che fa più fresco si riesce a sopportare di più. Ad agosto si soffriva onestamente, però. L'ordinanza prevede sanzioni da 400 a 1.000 euro per i trasgressori delle misure di prevenzione e contenimento del contagio. Oltre alla tutela della propria e dell'altrui salute, sono altri buoni motivi per rispettarla. Mascherina sì, al momento sì. Poi vediamo come va avanti la situazione e eventualmente ce ne libereremo di nuovo. La indossa perché c'è l'ordinanza oppure perché è convinto della sua utilità? Per l'ordinanza, perché magari in questo momento stavo parlando con un amico, a distanza potevo anche evitarla di mettere, però giustamente manteniamo l'ordinanza.
Ed ecco le ragioni di chi non la usa. Perché senza mascherina? Ma io non credo che la mascherina sia una soluzione per questo virus, perché penso che all'aperto ci sono stati degli studi che hanno constatato che facesse più male del virus stesso, in quanto una fonte di una respirazione malsana dovuta alla respirazione di anidride carbonica. Ma quando poi gli ricordiamo che potrebbe incorrere in una multa? Sicuramente, nonostante io abbia un'idea un po' diversa, credo che sia giusto mantenere un certo ordine, quindi prossimamente la metterò, anzi la metterò subito. Insomma, la mascherina fino al 7 ottobre, ma quasi sicuramente per un po' di tempo in più, sarà la nostra compagna di viaggio. C'è chi ne approfitta per aggiungere un tocco di stile al proprio look. Sì, anche con il nome, questa qua che sono i miei colori preferiti, dove le trovo le acquisto. Chi dice sì, chi dice no, chi dice forze, chi è convinto che vada usata, chi rispetta l'ordinanza, chi la rispetta parzialmente, perché poi sappiamo e abbiamo visto che ci sono ancora delle zone franche in cui la mascherina viene utilizzata al limite al gomito o al polso, che onestamente non capisco quale può essere questa utilità, ma ciascuno di noi giustamente è libero di fare ciò che vuole nel rispetto però della libertà altrui, non ledendo la libertà degli altri, e quindi probabilmente se in questo momento bisogna usarla, è chiaro che ha cambiato e ha sconvolto completamente un po' tutti quanti i nostri modi di vivere questa pandemia, però in questo momento è l'unico strumento che può vietare il diffondersi in maniera scritteriata di questa pandemia, di questa malattia. Siamo giunti all'ultimo servizio. Dovete sapere che ieri c'è stata l'udienza per il Matteo Salvini nazionale relativamente alla questione degli sbarchi, alla vietare gli sbarchi quando era ovviamente responsabile il dicastero che riguarda il Ministero dell'Interno e quindi c'era questo processo proprio a Catania. E in questo ambito la Lega ha pensato di organizzare una 3 giorni di convegni. E in questo caso, durante questi 3 giorni, il vicepresidente della Regione Calabria è andato, invitato ovviamente dal suo partito, dal suo leader nazionale, a incontrare la gente che ovviamente è stata chiamata a raccolta e che intende votare Lega. Sentiamo cosa ha detto. Per poter dire negro io parlo calabresi e dico mamma passa un negro per si piglia. E così, sapendo che nel dialetto calabrese un igro è un igro e che non può essere detto in un altro modo perché in calabrese non c'è un altro modo per dire un igro, nessuno può venirmi a dire che io come minoranza calabrese non possa utilizzare il termine che meglio riconosco. Così come nessuno mi può dire a me, nessuno può venirmi a dire non puoi dire che sei ricchione perché sei omofobo. Io lo dico. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione per dire che è ricchione. Queste sono le dichiarazioni che hanno suscitato un vespaio nella politica regionale e non solo. Le parole pronunciate dal vicepresidente della Regione Calabria e assessore alla cultura Nino Spirlì nel corso di un dibattito organizzato a Catania dalla Lega hanno indotto Movimento 5 Stelle e PD a chiedere le dimissioni. Non perda altro tempo, afferma Federica Dieni del Movimento 5 Stelle, e rassegni immediatamente le sue dimissioni e chieda scusa. Nel caso non intendesse farlo, ci pensi la presidente Iole Santelli a revocargli il mandato e a fare mea culpa per aver nominato nella sua giunta un uomo che non ha il senso della misura. Sono espressioni che si qualificano da sole ma che diventano inaccettabili e sconcertanti, afferma ancora la Dieni, se pronunciate da un esponente del governo regionale. A Nino Spirlì chiediamo un atto d'amore per la Calabria e le sue istituzioni. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico Stefano Graziano. La sua ultima uscita calpesta le sofferenze e le battaglie di chi si batte contro le discriminazioni e l'odio. Spirlì non può rappresentare la Calabria, che è terra di solidarietà e accoglienza. Parla invece di show in una nota all'Arcigay di Reggio Calabria, che dice siamo disorientati da affermazioni di tal genere che offendono non solo chi appartiene alle nostre associazioni e comunità omosessuali, ma colpiscono e sminuiscono la dignità di tutte le cittadine e cittadini calabresi.
calabresi. Non possiamo tollerare questi atteggiamenti, concludono poi, da chi amministra e rappresenta la nostra regione. Per questo motivo chiediamo alla Presidente Santelli una presa di posizione contro queste dichiarazioni che altro non sono che linguaggio di odio. Al netto di quelle che sono le considerazioni politiche che ovviamente l'opposizione fa con veemenza, chiedendo dimissioni, l'unica cosa che io penso e che voglio riflettere con voi è che un rappresentante delle istituzioni certamente dovrebbe occuparsi di ben altro, soprattutto in una regione come la nostra, essendo non solo vicepresidente ma con delega alla cultura. Chiudiamo questo numero di Seven e a proposito di cultura, quella vera, non dello show dozzinale ma di grandi spettacoli, parliamo del festival che avrà inizio il prossimo 8 ottobre a Castrovillari, Primavera dei Teatri, una edizione nazionale e internazionale con importanti debutti anche per quello che riguarda una produzione calabrese con registi e attori calabresi, saluto Gianluca Vetromilla ovviamente, che si cimenterà con un progetto sempre gestito da Scena Verticale e da Primavera dei Teatri, con un testo straniero e che quindi sarà protagonista in questa settimana di spettacoli. Ricordiamo a Castrovillari in diverse location, basta cercare il Festival Primavera dei Teatri, ma per chi non può raggiungere Castrovillari o chi non vuole raggiungere Castrovillari, segnaliamo il Festival Nazionale di Letteratura e Diritto che si svolgerà a Palmi 8, 9 e 10 ottobre. Saluto Antonio Salvati, ma tutta l'organizzazione che è giunta con questa, la 7ª edizione di questo importante festival, con importanti ospiti dove ci saranno incontri, dibattiti, performance, tante possibilità in questi 3 giorni di Palmi. Anche in questo caso potete cercarlo sui social o sui motori di ricerca e uscirà l'intero calendario. Per noi è tutto, restate sul 10, questa è Ten, la televisione che 24 ore al giorno prova a darvi la giusta informazione. Ci vediamo la prossima settimana.